Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Tele Friuli. Non lontano, ma mascherine e ingressi scaglionati tornano finalmente un ricordo. Primo giorno ufficiale di scuola in regione con gli auguri social del presidente Massimiliano Fedriga. In aula tornano 136.000 studenti, 2.500 in meno dell'anno scorso. Dopo le prime campanelle suonate in alcuni istituti già la scorsa settimana, oggi ritorna ufficialmente sui banchi la maggior parte degli studenti del Friuli Venezia Giulia. Senza mascherine né ingressi scaglionati, le aule tornano quelle di un tempo, quando non conoscevamo il Covid, con la libertà, soprattutto per i più piccoli, di riabbracciare i propri insegnanti, guardandosi nuovamente in faccia. È giunto il momento di tornare tra i banchi di scuola per 136.000 giovani della nostra regione, ha scritto sui social il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. A tutti, aggiunge, il miglior augurio di un buon anno scolastico, forse un po' meno felici per la sveglia presto, ma tornare a scuola è sempre un'emozione, saranno anni che difficilmente dimenticherete. Grazie ai docenti e a tutto il personale scolastico per il lavoro svolto quotidianamente. Buon inizio anno scolastico a tutti. Il calo demografico si fa sentire con la prima campanella. Sono 136.251 gli studenti in aula, 2.481 in meno rispetto allo scorso anno. Una riduzione che pesa sul numero delle classi, 54 in meno su settembre 2021. L'ufficio scolastico regionale ha assunto a tempo indeterminato 1.806 insegnanti e ha assegnato 2.825 posti a tempo determinato con contratti in scadenza al 30 giugno e al 31 agosto 2023. Di questi 1.084 sono docenti di sostegno. Oggi si saprà quanti insegnanti hanno rinunciato all'incarico, anche se, comprese le 65 assunzioni, secondo l'ufficio scolastico regionale, i posti scoperti sono poche centinaia. Le misure anti-Covid sono limitate al ricambio d'aria nei locali e al distanziamento sociale. E prima campanella anche nel nuovo prefabbricato allestito dal comune di Pordenone per ospitare gli alunni della primaria narvesa in attesa della riqualificazione della scuola. La struttura è moderna e funzionale e garantirà un anno scolastico sereno a tutti gli alunni. Primo giorno di scuola particolare per oltre 200 alunni della scuola primaria narvesa di Pordenone. Il nuovo anno scolastico li vedrà ospitati assieme ai loro insegnanti nel prefabbricato di via Peruzza a Torre, una struttura allestita dal comune per accogliere gli studenti durante i lavori di riqualificazione della scuola di via Fonda. Il prefabbricato ospita circa 260 alunni suddivisi in 12 classi e 35 insegnanti. Adesso naturalmente si tratterà di affrontare un anno che sia il più sereno possibile. I bambini hanno dimostrato di apprezzare la nuova struttura. C'è chi addirittura si è espresso con "ma maestra, restiamo qui anche il prossimo anno". Il prefabbricato, inaugurato oggi per 3 anni, ospiterà anche altre scuole pordenonesi coinvolte dai lavori di sistemazione. È un immobile che rappresenta, dopo averle vagliate tutte, l'opzione migliore in termini di costi, in termini di logistica e in termini anche di tempistica, perché ha garantito che gli alunni della Narvesa entrassero qui fin dal primo giorno scolastico. Peraltro un prefabbricato che poi servirà come sfogo per anche altre scuole quando si svolgeranno i lavori, e segnatamente il Beato Dorico e la Grigoletti. È un impegno notevole, parliamo di 700.000 euro, però quando si parla di scuola, quando si parla dei nostri ragazzi e dei nostri alunni, noi non possiamo tirarci indietro. Rimaniamo sul tema della scuola, l'anno delle occasioni perdute. Così la CGIL di Udine definisce l'anno scolastico che inizia oggi. Per il sindacato restano infatti i nodi del trasporto pubblico e la reazione nelle scuole in caso di recrudescenza del Covid e quello dell'assegnazione degli incarichi a 2.500 supplenti. Sono conclusi in tempi compatibili con un buon inizio d'anno scolastico le assunzioni in ruolo dei vincitori di concorso, e questo è un dato che ci rallegra e di cui diamo atto all'amministrazione di essersi ben attrezzata. Restano purtroppo in campo, ed in particolare per il territorio della ex provincia di Udine, le criticità emerse anche negli scorsi anni per l'assegnazione degli incarichi del personale supplente. Altre criticità potrebbero manifestarsi in caso di recrudescenza della pandemia. Io definirei questo terzo inizio di anno scolastico come l'anno scolastico delle occasioni perdute. Noi stiamo ancora attendendo un significativo reimpianto del sistema dei trasporti e sistemi di areazione per le aule, anche perché
certamente non possiamo ridurre gli istituti a dei piccoli colossei, no? E ci chiediamo anche come poi si potrà conciliare questa urgenza con l'altrettanta urgenza avanzante che è quella del risparmio energetico. Per Gargiulo il risparmio energetico delle scuole dovrebbe essere gestito dai tecnici dei comuni e degli enti di decentramento regionale, non dai dirigenti scolastici. Ci occupiamo adesso di cronaca. Giovane mamma rimasta vedova si illude di trovare un nuovo compagno e un papà per i propri figli. In realtà finisce in preda ad un aguzzino che la costringe a prostituirsi. L'idillio dura poco perché lui non vuole lavorare e obbliga la donna a vendere il proprio corpo per mantenere la famiglia. E quando i profitti scarseggiano sono botte e schiaffi, fino a quando la giovane trova il coraggio di denunciarlo. Lui, un cittadino rumeno di 56 anni, a quel punto fugge, ma a distanza di tempo viene rintracciato dai carabinieri della stazione di Prosecco, della radiomobile di Aurisina e della stazione di Basovizza durante un controllo di retrovalico. Era a bordo di un autobus diretto in Romania. I militari hanno scoperto che l'uomo era ricercato per un mandato di cattura. Deve scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione e percosse. È stato arrestato. E ancora cronaca, sedicenne cade nella notte da un muretto da un'altezza di 5 metri e viene salvato dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco. È successo nel quartiere San Luigi di Trieste, è stato il papà del ragazzo ad allertare il 112. Il figlio si trovava con una coetanea, ha perso l'equilibrio su un salto franoso che dà verso il campo di calcio ed è caduto, procurandosi la frattura di un polso e varie escoriazioni. I soccorritori si sono calati con la corda, lo hanno recuperato e consegnato alle cure del padre che lo ha portato in ospedale al Burlo. Riscoprire luoghi di culto preservati grazie alla volontà di salvaguardare punti di riferimento, testimonianza di storia, cultura, sofferenza e speranza è lo scopo di Felix Ce li porta, manifestazione che si terrà il 18 settembre e che coinvolgerà 7 comunità del Friuli orientale. Presentata Felix Ce li porta, l'iniziativa promossa da Noi Cultura e Turismo in collaborazione con Itineraria, che anticipa Ville Aperte, manifestazione programmata ogni anno il 1° maggio che dopo il fermo a causa del Covid riprenderà nel 2023. Felix Ce li porta è dedicata alla fede e alla religiosità popolare con visite guidate a 14 chiese e cappelle votive nei comuni di Butrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni a Natisone. Il valore qual è? Quello di essere una controparte delle ville aperte. Le ville aperte anche spesso su strutture castellane sono sulle grandi vie di traffico, mentre questa rete delle chiese è su quella rete commerciale di pellegrinaggio, perché su un guado di un fiume, su un passaggio stradale, sono su punti sensibili del nostro territorio dove arrivavano i pellegrini ma anche i commercianti e sono davvero figlie della buona volontà del luogo, delle nostre generazioni passate. E chiudiamo con lo sport parlando di Udinese, 4ª vittoria consecutiva, 2ª in trasferta e 4º posto per l'Udinese grazie al successo di ieri a Reggio Emilia sul Sassuolo. Una vittoria che mister Sottil ha definito meritata, invitando però tutti a tenere i piedi per terra. Sono contento sicuramente del momento che stiamo attraversando, che stiamo facendo delle prestazioni molto di livello e con dei risultati straordinari, però io rimango sempre equilibrato, non è retorica, la classifica la guardo, è bellissima, ma siamo all'inizio, quindi la cosa che mi è piaciuta è la mentalità di rimanere, non facendo un inizio molto brillante, stare in partita, creare le condizioni per mandare fuori un giocatore e condurre un secondo tempo molto diligente, molto intelligente, ordinato e trovando dei bei gol, quindi questo mi è piaciuto molto. La vittoria è stata meritata e i ragazzi sono stati straordinari, chi ha iniziato e chi è subentrato, veramente complimenti a quello che stanno facendo. Ho visto il Sassuolo che aspettava noi e noi che iniziavamo l'azione. Mi aspettavo un Sassuolo aggressivo, invece il Sassuolo non è stato aggressivo, noi siamo stati aggressivi, andavamo a prenderli alti e abbiamo anche riconquistato dei palloni, non siamo stati secondo me
così rapidi e precisi come siamo stati nelle ultime partite. Parlo della prima parte, e invece Sassuolo ci aspettava. Poi hanno trovato un gol sulla nostra costruzione sbagliata e sono stati bravi a infilarsi, è l'unica occasione che hanno creato, perché poi i tiri in porta non ne hanno avuti. E quindi questa è stata la prima parte, poi noi siamo venuti fuori bene, abbiamo schiacciato la squadra lì, i ragazzi sono stati lucidi, non sempre queste partite è scontato che vinca chi è in superiorità, tante volte si vede il contrario e sono stati bravi a rimanere lucidi e a cercare di fare quello che gli avevo chiesto di fare. Allora Beto bisogna gestirlo un pochettino, perché Beto non ci dimentichiamo che 4 mesi che è stato fuori, 4 mesi, quindi un giocatore dalle grandi accelerazioni, quindi bisogna stare attenti, siamo attenti nel gestirlo. Ha fatto una settimana un po' particolare, non è assolutamente indietro, sta prendendo la condizione top allenandosi e giocando, quindi giocando vuol dire, è un lavoro difficile questo, è un lavoro centellinato che stiamo facendo in collaborazione con lo staff medico, di gestire anche i minuti della partita, quindi secondo me lui arriverà sicuramente a fare tutta la partita. Deulofeu è un giocatore importantissimo per noi, è un giocatore che si sacrifica, è un giocatore che crea sempre qualcosa. Ho deciso di toglierlo perché l'ho visto un pochettino stanco e volevo un altro tipo di giocatore con altre caratteristiche come Samacic, 2 punte l'avevo già. Però no, non è nervoso Jerry è, anzi è super motivato, è super carico e fa un lavoro straordinario anche in fase difendente per la squadra, quindi rimane assolutamente un giocatore fondamentale e è molto sereno. Il telegiornale per ora termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo tra poco l'appuntamento con gli approfondimenti di A Voi la Linea. A presto.